Allora, buongiorno a tutti. Ringrazio l'Ordine degli Psicologi per l'invito a questo convegno, che ho accettato molto volentieri, e ho pensato di dire brevemente alcune cose relative ai cambiamenti che ci sono stati con la nuova classificazione dei disturbi dell'alimentazione e vedere quali possono essere appunto le implicazioni sia a livello epidemiologico che a livello clinico. Tra gli obiettivi del DSM-5 erano diversi. Prima di tutto nel DSM-5 si è sentita l'esigenza di collegare quelli che erano definiti precedentemente feeding disorders ed erano nel capitolo dei disturbi ad esordio nell'infanzia e nell'adolescenza, con invece il capitolo sui disturbi dell'alimentazione, che erano due capitoli separati. Nel DSM-5 una preoccupazione degli estensori del DSM-5 è stata quella per tutti i disturbi psichiatrici di sottolineare i collegamenti con l'esordio infantile e adolescenziale. I criteri diagnostici dovevano quindi anche essere adattati alla formulazione che si fa in età infantile o adolescenziale. Vedremo poi un esempio nei criteri diagnostici, proprio nei cambiamenti che ci sono stati nell'anoressia nervosa. Un altro obiettivo molto importante era quello di diminuire la numerosità delle diagnosi di disturbo dell'alimentazione non altrimenti specificato, perché negli anni si era visto che queste diagnosi erano molto frequenti in pazienti che, nonostante non avessero tutti i criteri diagnostici, presentavano comunque delle sofferenze cliniche di carattere rilevante. Per cui in genere i confini diagnostici nei disturbi dell'alimentazione sono stati allargati per includere un numero maggiore dei disturbi che venivano definiti come disturbi non altrimenti specificati, che sono per l'esattezza quelli in cui manca un criterio diagnostico per poter fare la diagnosi. Poi degli obiettivi più generali erano quelli di migliorare la relazione tra diagnosi, ezopatogenesi ed efficacia clinica e conciliare gli aspetti dimensionali con quelli categoriali. Vedremo un esempio di questo discorso tra poco. Per l'anoressia nervosa le domande che si erano poste erano relative alla opportunità di mantenere il criterio diagnostico dell'amenorrea, cioè dell'assenza di mestruazioni per almeno 3 mesi, criterio che negli ultimi 100 anni nelle diverse classificazioni è ripetutamente cambiato, e c'è stato un cambiamento anche nel DSM-5 rispetto al DSM-4, un cambiamento che si è basato su una serie di evidenze che sono state raccolte nel corso degli anni. Poi si era posto il problema di eliminare la distinzione in 2 sottotipi diagnostici, l'anoressia restrittiva e l'anoressia bulimico-purgativa, la necessità di adattare i criteri diagnostici ai preadolescenti e altri interrogativi minori. Su questo non mi soffermo perché poi la presentazione sarebbe troppo lunga. Anche per la bulimia nervosa si era posto il problema di eliminare la distinzione in sottotipi. Vedremo che la soluzione che è stata trovata è stata diversa per l'anoressia rispetto alla bulimia. Si è considerato a lungo se la bulimia senza condotte di eliminazione dovesse essere accorpata al disturbo da binge eating, ma di questo non ci occuperemo perché intendo parlare solo di anoressia nervosa e di bulimia nervosa.
Un altro criterio era quello di un altro problema che ci si era posti: è proprio necessario mantenere la distinzione tra crisi bulimica oggettiva, cioè quando una persona mangia effettivamente tanto e ha anche una perdita di controllo, rispetto alla crisi bulimica soggettiva? Perché ci sono alcuni lavori che indicano come la gravità delle persone che soffrono di bulimia nervosa e che quindi hanno delle perdite di controllo sull'alimentazione, quelle che mangiano effettivamente quantità molto elevate non hanno caratteristiche cliniche peggiori di quelle che hanno solo la sensazione di perdere il controllo senza mangiare grandi quantità. Cioè, per esempio, la ragazza che quando mangia 2 brioche alla mattina ha la sensazione di aver perso il controllo, ma in realtà non mangia oggettivamente tanto. Ci sono dei dati che dicono appunto che non c'è una differenza tra questi due sottogruppi, però la distinzione tra crisi bulimica oggettiva e soggettiva è stata mantenuta. E poi il problema che ha invece determinato il cambiamento era quello di valutare la frequenza delle crisi bulimiche, se doveva essere mantenuta ad almeno 2 volte alla settimana rispetto ad 1 volta alla settimana. Il capitolo del DSM-5 è diventato un capitolo che si chiama disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, non si chiama più semplicemente disturbi dell'alimentazione. I primi che voi leggete, cioè la PICA, il disturbo da ruminazione, il disturbo evitante restrittivo dell'introito alimentare, sono più facilmente definiti come disturbi della nutrizione. Quelli che seguono invece con l'anoressia e dopo l'anoressia sono i veri e propri disturbi dell'alimentazione. Vediamo in dettaglio i criteri diagnostici del DSM-5 per poter considerare i cambiamenti. Nel DSM-4 il criterio era molto diverso. Era diverso sia perché la prima frase diceva rifiuto di mantenere il peso corporeo al di sopra di un limite di almeno il 15% inferiore al peso ideale. Quindi c'era una chiara definizione del peso, almeno il 15% al di sotto del peso ideale, che corrispondeva più o meno ad un indice di massa corporea di 17,5, e c'era anche l'affermazione rifiuto di mantenere, in un qualche modo attribuendo quindi alla restrizione alimentare una componente intenzionale della paziente. Invece i criteri del DSM-5 hanno voluto essere più descrittivi sul piano comportamentale e meno sul piano psicopatologico. Questo è importante per degli psicologi e anche per gli psichiatri, perché da un lato sono criteri più facilmente valutabili e obiettivabili, dall'altro però perdiamo la ricchezza della psicopatologia, la possibilità di descrivere la ricchezza della psicopatologia. E il criterio adesso dice restrizione all'introito energetico rispetto al fabbisogno, che comporta un peso corporeo significativamente basso in rapporto all'età, sesso, traiettoria di crescita e salute fisica. Per peso significativamente basso si intende un peso che è inferiore a quello minimo normale o nei bambini e adolescenti al peso minimo atteso. Questo significa quindi che mentre prima noi potevamo fare una diagnosi di anoressia se una persona aveva un indice di massa corporea inferiore a 17, o a 17,5, scusate, oggi possiamo fare una diagnosi di anoressia anche quando una persona ha un peso inferiore a 18,5. 18,5 è il limite che l'Organizzazione Mondiale della Sanità attribuisce al peso normale, che è compreso tra 18,5 e 25.
Questo naturalmente ha come conseguenza di poter includere nella diagnosi di anoressia persone che sono, diciamo così, molto meno magre di prima di quelle a cui facevamo diagnosi in precedenza. Il secondo criterio riferisce intensa paura di aumentare di peso. Ho evidenziato in giallo quello che è sostanzialmente cambiato rispetto al DSM-4. Intensa paura di aumentare di peso o diventare grassi, o persistenti comportamenti per evitare l'aumento di peso. Anche qui diciamo viene riconosciuta un'importanza molto particolare al comportamento, anche se una persona dice non ho paura di ingrassare, ma nel momento in cui viene posta di fronte alla necessità di recuperare peso mette in atto dei comportamenti per evitare l'aumento di peso, allora diciamo questo può essere definita come la presenza del criterio. E questo è uno degli esempi per cui da un punto di vista della definizione diagnostica la questione del comportamento si adatta di più al bambino e all'adolescente di quanto non si possa adattare dei criteri psicopatologici che sono prevalentemente formulati sull'adulto. Poi il criterio invece sul disturbo del modo in cui vengono vissuti il peso e la forma del corpo, con un'eccessiva influenza del peso e la forma del corpo sulla stima di sé o una persistente mancanza di consapevolezza della gravità del proprio sottopeso, questo è un criterio che è rimasto assolutamente invariato. Però questi sono i tre criteri e dobbiamo considerare appunto che nel DSM-4 invece c'era anche il criterio dell'assenza di mestruazioni da almeno 3 mesi, che nel DSM-5 non c'è più. Ma non mi soffermo su questi dati se non per dire che ci sono alcune differenze tra le persone che hanno una diagnosi di anoressia con un'assenza di mestruazioni e le persone che hanno una diagnosi di anoressia senza l'assenza di mestruazioni. Non nel senso che ci potremmo aspettare, cioè che quelle in cui non ci sono più le mestruazioni siano in un qualche modo più gravi da un punto di vista psicopatologico, da un punto di vista evolutivo, cioè dell'evoluzione a lungo termine, perché dai dati che noi abbiamo raccolto tra le nostre pazienti possiamo dire che le pazienti con anoressia senza il criterio dell'amenorrea sono anche più gravi da un punto di vista psicopatologico, per esempio mostrano una maggiore tendenza alla somatizzazione, ad avere sintomi somatici e una maggiore presenza di ansia, e inoltre, non entro nel dettaglio della tabella, ma a distanza di tempo dall'esordio l'evoluzione è migliore nelle pazienti che avevano l'amenorrea tra i criteri diagnostici. Poi il DSM-5 mantiene per l'anoressia la distinzione tra sottotipo restrittivo e sottotipo bulimico purgativo. Secondo me del tutto ha ragione, anche se il problema è stato sollevato perché si osservano spesso dei passaggi tra un sottotipo e l'altro, più spesso dal sottotipo restrittivo al sottotipo con crisi bulimiche, meno spesso viceversa. E questa distinzione ha delle importanti basi, soprattutto a livello di prognosi, di gravità clinica, sia dal punto di vista medico, sia dal punto di vista psicopatologico, perché le persone che hanno i comportamenti bulimici e i comportamenti di eliminazione sono più gravi appunto da tutti i punti di vista.
non mi soffermo sui problemi dei passaggi diagnostici perché sono troppo complessi, ma qui per esempio vedete in un campione di nostri pazienti come le pazienti con anoressia bulimico-purgativa abbiano un dropout più elevato a distanza di tempo dall'esordio e abbiano una remissione totale diversa, un po' più negativa della remissione delle pazienti con anoressia restrittiva. Lasciamo perdere la questione della remissione e invece citiamo, questa è una novità che il DSM-5 ha introdotto e questo è quello che intendevo quando dicevo che è un tentativo di inserire la questione dimensionale nelle diagnosi che sono, come sapete, nel DSM-4 e prevalentemente anche nel DSM-5 delle diagnosi categoriali, cioè sì, no, la diagnosi esiste oppure no. Introducendo i livelli attuali di gravità, il DSM ha voluto dire non solo se la malattia c'è o se la malattia non c'è, ma quanta malattia c'è e quanto grave è. Poi personalmente io non sono per niente convinto che l'indice di massa corporea serva sostanzialmente a definire la gravità di queste pazienti, perché per esempio i comportamenti di eliminazione, cioè la presenza del vomito eccetera, hanno molta maggiore importanza dal punto di vista clinico rispetto ad un peso, anche se comunque il peso molto molto basso è sempre un indice prognostico negativo, ma qui mettono un peso molto molto basso che chi ha esperienza come il dottor Pozzan, come noi, di disturbi alimentari anche di un certo rilievo, sa non essere necessariamente un indice di massa corporea molto grave. Per esempio, noi trattiamo ambulatoriamente anche pazienti con questi livelli di peso. Per la bulimia nervosa il discorso è più rapido e più semplice perché vedete che l'unica cosa gialla che c'è in questa diapositiva riguarda la questione della frequenza dei criteri delle crisi bulimiche che nel DSM-5 dovevano essere almeno 2 alla settimana per un periodo di 3 mesi nel DSM-4 e nel DSM-5 invece viene definito che la diagnosi si possa fare quando c'è almeno una crisi bulimica alla settimana per un periodo di 3 mesi. Questo mi trova del tutto d'accordo, questo cambiamento, perché negli anni, da quando è stato pubblicato il DSM-4, si sono accumulate molte evidenze riguardo al fatto che non c'è nessuna differenza sul piano della gravità tra le persone che hanno una crisi bulimica alla settimana e quelle che ne hanno 2. Però c'è un altro cambiamento che non appare semplicemente nei nei criteri diagnostici, perché contrariamente alla decisione che è stata presa per la bulimia nervosa, per l'anoressia nervosa, per la bulimia nervosa sono stati aboliti i sottotipi. Prima si distingueva un sottotipo con comportamenti di eliminazione e un sottotipo senza comportamenti di eliminazione. Oggi questa differenza non c'è più. Questo naturalmente allarga, anche questi cambiamenti allargano i criteri diagnostici della bulimia nervosa, ma vedremo tra poco che li allargano molto meno di quanto non li allarghino per l'anoressia nervosa. E anche questa parte la salterei, invece mi soffermerei su questo grafico che riguarda i dati che noi abbiamo raccolto nel corso degli anni su un campione molto ampio di pazienti, 2315 in questo caso. Noi abbiamo un database molto ricco, molto accurato
e i colleghi americani che stavano redigendo il DSM-4 ci hanno chiesto il nostro database per fare il tipo di analisi che adesso osserviamo insieme. Siccome noi abbiamo raccolto dati sufficienti per valutare la presenza e l'assenza dei criteri diagnostici secondo il DSM-4 e secondo il DSM-5, questi dati non sono propriamente nostri, sono sui nostri dati ma elaborati dai colleghi americani, e vedete che per esempio se noi utilizziamo i criteri diagnostici, vediamo se mi viene fuori, eccolo sì, per l'anoressia nervosa, se noi utilizziamo i criteri diagnostici del DSM-4, su queste 2300 pazienti ne abbiamo 290 che hanno la diagnosi di anoressia nervosa. Se noi utilizziamo i criteri del DSM-5, cioè quelli che abbiamo appena visto, il numero delle diagnosi di anoressia nervosa in questo gruppo esteso di pazienti diventa più del doppio. Il discorso è un po' diverso per quanto riguarda la bulimia nervosa, perché qui il campione sì si allarga, ma il numero aumenta molto di meno, cioè passiamo da una numerosità di diagnosi di 720 casi con diagnosi di bulimia nervosa a una numerosità di 890 casi di diagnosi di bulimia nervosa. E consideriamo anche quella che era la diagnosi di disturbo alimentare non altrimenti specificato, cioè quelle diagnosi in cui per il DSM-4 mancava uno dei criteri. Vedete che qui la numerosità di queste diagnosi, 1290 casi di disturbi alimentari non altrimenti specificati, cala moltissimo e arriva a essere meno della metà. Questo perché rientrava negli obiettivi del DSM-5, che ha in un qualche modo, generando peraltro poi molte polemiche, allargato i confini diagnostici non solo delle diagnosi di disturbo dell'alimentazione, ma di tutte le diagnosi psichiatriche. Per esempio, molto discussa, no? È stata a proposito della depressione il fatto che adesso sia possibile attribuire una diagnosi di depressione anche ad una persona che ha avuto un lutto grave un mese prima o 2 mesi prima, mentre con il DSM-4 si poteva applicare la diagnosi solo se erano passati almeno 3 mesi dal lutto. Quindi, tenendo conto di questa tabella, noi possiamo dire che negli studi epidemiologici che verranno fatti nel prossimo futuro per valutare la prevalenza dei disturbi alimentari, si dovrebbero trovare, utilizzando la diagnosi di DSM-5, una prevalenza che è almeno il doppio di quella che è stata finora registrata, mentre per la bulimia nervosa avremo un aumento abbastanza relativo del numero delle diagnosi di bulimia nervosa. Sono verso la fine del mio intervento, non vi faccio vedere, anzi ve le faccio vedere, qualche ulteriore diapositiva che riguarda un problema che non è strettamente un problema diagnostico, ma è il problema che nasce dall'osservazione che negli ultimi anni l'età d'esordio dei disturbi dell'alimentazione è andata abbassandosi. Anche qui noi abbiamo fatto uno studio raccogliendo i dati di pazienti che sono arrivati alla nostra osservazione dal 1985 ad oggi e possiamo dire che oggi l'età d'esordio è significativamente inferiore rispetto all'età d'esordio che c'era negli anni 80, per esempio. Non entro appunto nel merito del dettaglio dei dati, questi sono i grafici, ma
Le implicazioni cliniche di questa osservazione sono implicazioni cliniche molto importanti, perché in genere gli esordi precoci costituiscono, il fatto di aver avuto un esordio precoce è un fattore prognostico positivo, ma quando l'esordio diventa molto molto precoce, allora diventa un fattore prognostico negativo, e di questo dobbiamo tener conto. Dobbiamo tener conto anche del fatto che negli esordi precoci le conseguenze a lungo termine, le conseguenze negative a livello fisico del grave dimagrimento possono essere molto più importanti, perché intervengono nel pieno di una fase evolutiva, per esempio per quanto riguarda l'osteoporosi, per esempio anche per quanto riguarda i problemi di neurosviluppo. E finito. Un'ultima considerazione riguarda, a proposito di questa questione, il problema dell'approccio terapeutico, perché ci sono dei dati che ci dicono che ci sono alcune terapie che sono più adatte alle persone più giovani e alcune terapie che sono più adatte alle persone più adulte. Per cui noi dovremmo adattare le nostre competenze terapeutiche a questo cambiamento importante che abbiamo osservato negli ultimi anni. Grazie della vostra attenzione.